Pontida, una grande festa, un grande momento per la Lega. Bossi, il vostro leader, non si è risparmiato dei riferimenti né alle questioni generali appunto sul complotto, ma anche più in generale sulle questioni anche venete. Si è fatto molto rumore negli ultimi tempi, con botta e risposta anche tra lei e il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, sulla questione del futuro di questa regione. Bossi ha detto: tutti zitti, che qua c'è in ballo tanto, quindi il governo della Lombardia ma anche il governo del Veneto tratteremo. Aggiungerei anche del Piemonte e delle altre regioni che vanno al voto. Da che mondo è mondo non accade mai che sia successore a decidere la sua successione o a decidere la sua riconferma. Direi che umilmente dobbiamo riconoscere tutti che il tavolo dei negoziati è il tavolo di Arcore, dove Bossi e Berlusconi si incontrano ormai da una vita per decidere il futuro della politica all'interno della coalizione. Allora, se questo tavolo è buono quando ci sono i problemi, perché ci si appella al tavolo di Arcore per risolvere i problemi anche regionali, quando non se ne viene fuori, perché a volte accade, no, che ci sono diversità di vedute, non si capisce perché in questo contesto, quello della successione e dell'elezione del nuovo Presidente della Regione, non sia valido. Da noi si dice oserenga da ovi o da latte, basta che ci mettiamo d'accordo, noi comunque sappiamo muoversi. Bossi andrà ad Arcore a chiedere tutte le regioni partendo da questo presupposto, dopodiché sarà Berlusconi a decidere quale regione dare e vedere quali accordi verranno fuori, cioè perché dobbiamo limitarci al Veneto, potremmo anche chiedere molto di più ed è quello che vogliamo fare. Senta, ma le faccio una domanda che le ho già fatto quando lei è venuto nei nostri studi, e poi lei, se avrà la bontà di rispondere, se no può glissare, come si suol dire. Se le chiedessero, una volta fatto un tavolo di trattative e magari aggiudicata, tra virgolette, siamo nella rosa dell'ipotesi, il Veneto alla Lega Nord come presidenza, se le chiedessero di fare il presidente della Regione Veneto, lei accetterebbe? Allora, questa è la persecuzione degli ultimi 12 lo so, mesi abbia pazienza. da Ministro, le rispondo come ho sempre risposto. Primo, non me l'hanno mai chiesto. Il giorno che me lo chiederanno mi porrò il problema, però voglio anche ricordare che questo oggi è inverosimile, visto e considerato che il candidato ufficiale Flavio Tosi, che è stato candidato ufficialmente da Umberto Bossi durante il nostro congresso nazionale della Liga Veneta, per cui le bocce per noi sono sufficientemente ferme. La necessità che ho io è quella di dare messaggi di tranquillità al mondo dell'agricoltura, che deve essere seguito da un ministro che li segue pensando all'agricoltura e non pensando al futuro dell'agricoltura. Ovviamente, no? Un'ultima domanda, poi chiudiamo la parentesi di politica un po' più così veneta. Ma perché lei e il governatore Galan non vi siete mai presi in qualche modo? Almeno sembra così a vedere anche botta e risposta nei giornali. Guardi, la ringrazio per questa domanda. Innanzitutto io credo nelle gerarchie. Sono stato 2 anni e mezzo vicepresidente del presidente Galan ed ho rispettato fino in fondo la gerarchia, ho rispettato il mio presidente. Lo sto facendo anche in questo momento. Certo è che io ad ogni dichiarazione, ad ogni iniziativa che faccio mi ritrovo una polemica, non ne posso fare nulla. Ho avuto una polemica dal presidente Galan durante il G8, magari molti se la sono dimenticata. Ho avuto una polemica dal presidente Galan durante i fatti della tromba d'aria di Vallà di Riese. Ho avuto polemiche durante il Vinitaly per l'inaugurazione del Vinitaly perché ho dichiarato che bere 2 bicchieri non vuol dire essere ubriaconi. Ho avuto altre contestazioni dopo le elezioni, vedendo addirittura tutta un'architettura su come si vincono e si perdono le elezioni. Io sono abituato a fare, chi viene in provincia di Treviso vede 450 rotatorie e 18 scuole superiori e tutte iniziative che i cittadini mi riconoscono. Se vuole, Presidente Galan, ci confrontiamo con le iniziative.